È giovedì 26 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno anche da Marco Carli, fra poco poi anche i riflessi della rassegna stampa per quanto riguarda le notizie anche che daremo con i servizi dei nostri telegiornali. A te Angelo. Sì, grazie Marco, proprio così. Cominciamo dal G7 che oggi a Siracusa di fatto inizia con gli incontri tra i ministri e per la prima volta coinvolta anche una delegazione dei paesi africani. Da domani le riunioni al castello di Maniacia. Il G7 Agricoltura e Pesca entra nel vivo. Da oggi e fino a sabato sarà un susseguirsi di riunioni. Attorno al tavolo i ministri dei 7 grandi paesi della terra, ma c'è una novità. Questa volta sarà coinvolta anche l'Africa. La giornata parte con l'incontro di una rappresentanza delle principali organizzazioni agricole, dei paesi G7 della World Farmers Organization. Poi si parlerà di cooperazione internazionale. E l'obiettivo è proprio questo: rafforzare la collaborazione tra i paesi, programmando investimenti anche in Africa, con un particolare focus previsto per il pomeriggio al Teatro Comunale. Oggi, quindi, inizia la parte centrale del grande evento, che per la prima volta sta avendo da contorno un'Expo aperta a tutti. Questa sera in Piazza Duomo si esibirà la fanfara della Polizia di Stato. Tornando alla parte istituzionale, da domani ci si sposterà al Castello Maniace. Qui saranno coinvolti anche gli studenti. A loro la possibilità di interagire con i grandi della terra. E mentre tutto va avanti, Ortigia è super blindata. I controlli sono ovunque. E allora, proprio di G7 adesso parliamo con Marco Carli sui quotidiani regionali questa mattina. Marco. Sì, lo facciamo Angelo attraverso le pagine della Sicilia e anche della Gazzetta del Sud, incominciando con la Sicilia, proprio pagina 4, pagina interna, le cronache chiaramente nazionali e regionali, perché il G7 tratta di questo, di cronache internazionali. Servizio civile agricolo per 1000 giovani al G7. Lollobrigida, i ragazzi potranno servire la patria con un'attività in campagna. Avviso il 2 ottobre, 7 milioni di investimento, il 15% di posti nei concorsi pubblici per chi aderisce. Andiamo a vedere anche una parte dell'articolo. Per la prima volta i giovani potranno servire la patria con un'attività di valore agricolo. Sarà un anno a spese dello Stato che vuole valorizzare questa attività. Lo stesso argomento con un titolo pressoché simile lo troviamo anche sulla Gazzetta del Sud. Agricoltura sì ai giovani del servizio civile. L'annuncio appunto ieri nel corso del G7 Giovani che si è aperto a Siracusa nell'ambito dell'Expo Divinazione 2024. Il ministro Lollobrigida: opportunità unica per lo sviluppo di un settore strategico, lo sappiamo, per l'Italia in un momento particolare anche per la Sicilia, con il problema della siccità che toccheremo anche nella prossima parte della nostra trasmissione. A te Angelo. Sì, adesso la grande sete, il dramma della siccità. La Sicilia è condannata a soffrire per anni, lo ammette il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. La Sicilia soffrirà la sete per molti anni ancora e dalla prossima stagione il problema della siccità colpirà anche altre regioni. È l'allarme lanciato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci a margine della seconda edizione del Forum Risorsa Mare organizzato da The European House Ambrosetti al Marina Yachting di Palermo. Un allarme forte ribadito parlando con i giornalisti. Io credo che la siccità sarà un problema ancora per diversi anni. Se si fosse programmato 20-30 anni fa, oggi non avremmo il problema di siccità. Ma cosa fare adesso per far fronte al problema? Bastano i poteri straordinari assegnati a un commissario? Secondo Musumeci occorrono almeno 15 anni per la realizzazione delle infrastrutture idriche necessarie. Noi abbiamo progettato il completamento della diga Blufi che serve 3 province, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Credo che il progetto sia stato già approvato, io mi ricordo di averlo fatto nel 2020, e il completamento della diga Pietrarossa che era ferma da 30 anni. Anche noi con il nostro governo abbiamo chiesto al Ministero di finanziarla e sarà inaugurata, spero, entro il prossimo anno.
il che significa 40 milioni circa di acqua in più da 2 dighe che restavano in attesa. A fargli eco il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che parla di decennale disattenzione. Negli ultimi giorni l'Italia ha ottenuto 37 milioni e 400 mila euro. Siamo riusciti a fare il nostro dovere chiedendo fondi, ha aggiunto Lollobrigida, ma bisognerà affrontare tutto in maniera diversa dal passato, guardando anche ai cambiamenti climatici, che rappresentano un problema per la risorsa idrica, ma anche un problema per la sicurezza dei cittadini. Cambiamenti climatici che continueranno. C'è un'ultima ora di cronaca e poi andremo da Marco. Oltre 40 finanzieri del Comando Provinciale di Catania stanno eseguendo nelle province di Catania, Oristano e Udine 2 provvedimenti del giudice per le indagini preliminari con cui sono state disposte misure cautelari nei confronti di 9 persone ritenute responsabili a vario titolo e in concorso con ulteriori 12 soggetti dei reati di traffico organizzato e spaccio di stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. I maggiori dettagli comunque nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Torniamo adesso a quanto dicevamo, cioè all'emergenza siccità. Marco, un problema serio che ieri è stato sottolineato ancora una volta, come abbiamo visto, dal Ministro per la Protezione Civile. Esatto, poi le parole chiaramente di Musumeci che abbiamo ritrovato e che ritroviamo anche sui vari quotidiani, ma si è parlato certamente del problema siccità, ma anche di una risorsa come quella del mare, essendo ovviamente la Sicilia un'isola, una risorsa da sfruttare in tutti i sensi. Troviamo questi riscontri sulle pagine della Sicilia con il mare che sarà protagonista, questo è il titolo, delle strategie del futuro sul forum Blue Economy da 180 miliardi. Musumeci dice è una carta da giocare e si parla di ciò che è cominciato proprio ieri al nuovissimo Marina Yachting Center del porto di Palermo, la seconda edizione del forum Risorsa Mare realizzato da The European House Ambrosetti Group in collaborazione con il Ministro per le politiche del mare Nello Musumeci. Al 2022 l'Italia troverà chiaramente l'economia del mare, genererà un valore aggiunto diretto di 65 miliardi, considerando appunto il moltiplicatore economico di 1,8, il contributo complessivo del settore dell'economia arriva a 180 miliardi. Ecco perché appunto questa è certamente una risorsa da sfruttare. Angelo, a te. Sì, allora adesso torniamo a Catania, invece l'odissea dei pedoni costretti a raggirare 1000 ostacoli, anarchia nel centro storico con i turisti che immortalano il degrado. Più che un percorso si può definire un calvario. Chi lo percorre è già fortunato ad arrivare a destinazione senza conseguenze. Mentre l'amministrazione comunale prosegue dritto verso la pedonalizzazione, per i pedoni, paradossalmente, sono tempi sempre più difficili. Il centro storico paga l'inciviltà degli automobilisti capaci di parcheggiare ovunque. Siamo nei pressi della chiesa di San Nicolò l'Arena e l'auto che vedete è contemporaneamente sul marciapiede e sulle strisce pedonali. A pochi metri da Piazza Dante, una lunga colonna di auto occupa totalmente il marciapiede e poco importa se in bella vista c'è un segnale di divieto di sosta e fermata, tanto da queste parti i controlli stradali sono quasi inesistenti. Camminare a piedi fa bene, ma equivale ad un percorso ad ostacoli. Guardate questo surgelatore abbandonato a pochi metri dalla salita di San Giuliano. Vabbè, un po' difficile perché a volte le macchine sono posteggiate un po'. Non solo le macchine, anche un po' di un ingombro nei corridoi. Qui a Catania vige l'anarchia oramai, nessuno ci può fare niente se non abituarsi oppure andare contro il prossimo. Ed è impossibile percorrere il marciapiede in via Bambino. Qui siamo all'altezza del Civico 50, dove arredi dismessi, porte, finestre e vetri sono stati scaricati in strada. Noi, anche in qualità di proprietari delle strutture ricettive, faremo una proposta all'amministrazione dove chiederemo che installeremo noi delle telecamere, perché a volte capisco e immagino anche gli sforzi che fanno le amministrazioni locali, però anche i cittadini ci mettono di su. Non sono i residenti, ma chi passa con le motoapi scarica di tutto e di più. La cosa assurda e vergognosa e che ci rammarica tanto è il fatto che vediamo dei turisti che si fanno i selfie con questi cumuli di spazzatura e che quindi, dopo aver fotografato Piazza Duomo, i siti archeologici della nostra città, purtroppo si portano nei loro paesi anche questa immagine negativa per la nostra città e per la Sicilia tutta.
Turisti indignati, residenti sull'orlo di una crisi di nervi, non sono ascoltati e si sentono anche loro abbandonati. Non viene nessuno, vengono, parlano al telefonino, prendono la mazza e se ne vanno. Adesso voltiamo però decisamente pagina, parliamo di calcio. Ieri c'è stato il turno infrasettimanale in Serie C con il Catania che ha pareggiato in casa 0-0 contro il Cerignola, pareggio in trasferta anche per il Messina sul campo del Latina, mentre invece c'è stata la larga vittoria del Trapani sul campo del Potenza. Ma intanto stamattina vediamo subito come è andata ieri al Massimino tra il Catania e il Cerignola, un pareggio che lascia un po' con la mano in bocca ai tifosi, e c'è da segnalare anche il grave infortunio a Sturaro. Secondo 0-0 di fila in casa, in mezzo la sconfitta di Giuliano. Il Catania non trova il feeling con la vittoria e perde terreno in classifica, restando ai margini delle posizioni di vertice. Anche il Cerignola, non tanto audace e a dispetto del nome, porta via un punto meritato, specie per la supremazia territoriale mostrata nel secondo tempo dagli uomini del grande ex della serata Giuseppe Raffaele. Un tempo per parte 0-0 che lascia l'amaro in bocca agli oltre 17.000 spettatori accorsi al Massimino. Ad aggravare la situazione anche il grave infortunio a Sturaro per l'ex centrocampista di Juve Genova, guai al ginocchio e sospetto interessamento del legamento collaterale. Mister Toscano si affida ad Andrea come prima punta con Stoppa e Gimenez alle sue spalle. Lunetta ritrova il suo ruolo da esterno di sinistra, Anastasio scala in difesa. Catania propositivo nel primo tempo con Quain e Stoppa che però non inquadrano la porta. L'occasione buona capita sui piedi di Raimo che, imbeccato da Lunetta, manca l'appuntamento con il gol e manca anche un rigore per un sospetto contatto in area tra D'Andrea e Gonnelli. Nella ripresa Toscano rimescola le carte con Celli per Gimenez, ma sono proprio gli ospiti a prendere il comando delle operazioni, affacciandosi con maggiore convinzione dalle parti di Adamonis. Entrano anche Inglese e Guglielmotti, ma il risultato non cambia. Salvemini impegna Adamonis che si rifugia in angolo, poi il portiere lituano non si fa sorprendere da una conclusione dalla distanza di Russo. Finisce 0-0 e domenica sempre al Massimino arriva il Monopoli, che stasera nel posticipo della sesta giornata dall'assalto al Benevento e alla vetta della classifica. E adesso apriamo una pagina dedicata proprio a questo turno infrasettimanale di Serie C con Marco Carli, ricordando che poi stasera comunque c'è la Coppa Italia con il Palermo che va a giocare sul campo del Napoli. Esatto, il calcio non si ferma mai, Angelo, come sappiamo lo vedremo anche poi dalle pagine nazionali, perché c'è l'Europa League, c'è stata la Coppa Italia, per cui calcio che veramente si gioca a tutte le ore e tutti i giorni. Andiamo a vedere proprio per il pallone quello che è ciò che scrive la Sicilia sullo 0-0 interno del Catania. Abbiamo sentito il servizio di Tonino De Mana, i rossazzurri si inceppano, ora non vincono da 3 turni, l'attacco fa ancora scena mute, un'occasione mancata, scrivono i colleghi del giornale, segnatamente Giovanni Finocchiaro. Il primo dei 2 turni casalinghi di fila produce rimpianti, Toscano alterna gli attaccanti ma senza esito, meno male che la fase difensiva regge. Ci sono ovviamente anche le foto, tante foto dei giocatori del Catania, si parla anche dell'infortunio di Sturaro, l'abbiamo sentito nel servizio. Quello che non manca mai è il sostegno dei tifosi. Ieri ancora 17.500 tifosi a vedere la partita del Catania, incitamento a oltranza, vogliamo la Serie B e striscioni nelle 2 curve per l'omaggio. Ecco, è stato ricordato un minuto di silenzio per Cristian Argurio, dirigente che è stato impegnato proprio anche a Catania. Restiamo sulle pagine dei quotidiani regionali per andare a dare uno sguardo invece alle prime dei quotidiani, partendo proprio dalla Sicilia con i soliti 2 titoli, uno dedicato alla legge anti-crack, Sicilia in trincea, all'Ars, ieri il voto unanime, la risposta ai giovani, questo è ciò che dicono i politici, soddisfazione bipartisan ma scontro invece su il reperimento dei fondi. E poi i voti d'amore, questa storia particolare che arriva da San Pietro Clarenza nel Catanese, il matrimonio fra l'ex parroco e l'ex vice sindaca, addio chiesa e politica, adesso la nuova vita, una storia che sa
di film questa che vi stiamo raccontando e che vi hanno raccontato i colleghi del quotidiano La Sicilia. E poi sullo sport ancora appunto il Catania che si è già inceppato con il Cerignola solo 1-0, come ricordavamo poi dal servizio, il secondo 0-0 consecutivo del Catania in casa. Restiamo sulle prime pagine andando sulla Gazzetta del Sud con le baracche d'amianto via da Messina. C'è un progetto pilota di rigenerazione urbana tra Camaro e Visconte, tornate in azione le ruspe, stavolta a Villaggio Aldisio, dove sotto i tetti di Eternit vivevano oltre 70 persone. Questo la Gazzetta del Sud. Un altro allarme invece arriva sul Giornale di Sicilia. Abbiamo parlato della siccità, in estate c'è anche l'allarme dovuto agli incendi, fronteggiato dai forestali, ma c'è sempre un problema per quanto riguarda i forestali. Il Giornale di Sicilia parla di guerra fredda dei forestali, naufragata l'ipotesi di sanare la vertenza stabilizzando gli stagionali, pronte azioni legali collettive a rischio i contratti per la prossima estate, già lì si guarda, salta l'accordo sugli indennizzi pregressi per la regione, c'è una voragine, pensate, da 800 milioni. Si accennava prima alla partita di Coppa Italia del Palermo al Maradona contro il Napoli di Conte, cambia ancora per la sfida in Coppa che il Palermo si è guadagnato e giocherà appunto contro una delle protagoniste del campionato di Serie A. Finale all'Ars, Schifani, la legge anti-crack, battaglia di vera e propria civiltà, dice il presidente della regione. Andiamo adesso invece sulle pagine interne, partendo dalla Sicilia con Catania, sottoservizi, lavori mai verificati. Il regolamento per i controlli delle strade rattoppate dopo i cantieri di acqua, gas e luce, pur essendo in vigore, non è stato mai applicato. I rattoppi fatti malissimo si vedono anche nelle foto dopo i lavori sui sottoservizi in una strada del centro. Beh, lo sappiamo, viaggiare spesso da noi in automobile è diventata una gimkhana vera e propria e viene sottolineato anche questo sul quotidiano La Sicilia. Qui sul Gazzetta del Sud torniamo invece sulla vicenda forestali con la regione sulle spine. La linea dell'esecutivo siciliano è resistere per evitare il salasso. 800 milioni, i sindacati insistono sulla riforma del settore e la stabilizzazione dei lavoratori. Il decreto legge del governo nazionale chiude la procedura di infrazione aperta dall'Unione Europea, risarcimenti addirittura a 16.000 precari. E poi c'è un ok al Senato, gli impianti per i rifiuti, più potere a Schifani. Andiamo avanti ancora con la pagina di Messina. Vi abbiamo detto poco fa delle baracche con il loro amianto. È stata avviata la demolizione di 24 abitazioni fatiscenti di via Catanoso, via appunto le baracche con il loro amianto, ruspe in azione a Villaggio Aldisio con le famiglie. Guardate anche le foto appunto con le baracche che vengono distrutte. Siamo a 2 passi dal policlinico, tutti i tetti delle case contengono amianto, spesso già sfibrato, tranne quella simbolicamente, fra virgolette, abbattuta ieri. Le famiglie, leggiamo ancora, da un anno hanno una vera casa, ma per molti decenni hanno vissuto accanto ad un torrente e sotto tetti killer, appunto perché l'amianto già sfibrato sappiamo quanto possa essere dannoso e nocivo. Ci fermiamo per questa parte della nostra rassegna stampa. La linea ritorna ad Angelo Gagliani. Molto bene, grazie Marco. Adesso invece noi apriamo il collegamento quotidiano con la Polstrada. Adesso andiamo a Randazzo dal sostituto commissario coordinatore. Non abbiamo ancora il collegamento, allora in attesa mi dite quando sarà perfezionato.
possiamo anche vedere, lo chiedo alla regia, le immagini ci danno uno spaccato di quello che è il traffico in questo momento sulla circonvallazione di Catania, nel tratto all'altezza dell'ex Tondo Gioielli, diciamo così. Mi pare di poter dire che questa mattina non ci siano particolari diciamo, problemi, almeno diciamo, in direzione verso il Policlinico, per intenderci. La situazione è abbastanza scorrevole, un po' di ingorgo si intravede invece in direzione Ognina, e quindi questo quando sono, diciamo, siamo alle 8:20 del mattino è la situazione è reale. Allora, noi ci fermiamo, fra poco apriremo il collegamento con la polizia stradale, ci ritroviamo fra pochissimo, intanto una breve sosta. Entriamo in studio con Buongiorno Sicilia e dunque fra non molto, credo che siamo già pronti con ogni probabilità con il collegamento con la polizia stradale. Allora facciamo il punto con il sostituto commissario coordinatore Gabriele Ferraro, che ci parla da Randazzo, ci aggiorna qual è la situazione nella nostra Sicilia orientale per quanto riguarda la viabilità. Buongiorno. Buongiorno a voi in studio e a tutti i telespettatori. Dunque iniziamo subito con le notizie per quanto riguarda la viabilità sulle nostre strade. Iniziamo con la Messina-Palermo, l'autostrada, quindi A20, dove permane tra lo svincolo di Patti e Brolo la chiusura della galleria Calavà in direzione di Palermo. Perdura pertanto il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Vige il divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose e ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. La viabilità alternativa per i veicoli interessati dalle superiori limitazioni è l'autostrada A18, quindi la Messina-Catania, e l'autostrada A19, la Catania-Palermo. I veicoli destinati al trasporto di persone superiori a 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 113 nel tratto tra Patti e Brolo in entrambe le direzioni. Mentre, notizia dell'ultima ora, sull'autostrada A18 Messina-Catania si è verificato un incidente stradale dove sono rimasti coinvolti 3 veicoli tra lo svincolo di Tremestieri e lo svincolo di Roccalumera in direzione di Catania. Continuiamo ancora con la tangenziale di Catania, dove tra i paesi Etnei e lo svincolo di San Giorgio in direzione sud, quindi Siracusa, ci sono dei rallentamenti a causa dell'intenso traffico in prossimità per quanto riguarda, ci sono dei lavori in prossimità dello svincolo di San Giorgio. Ancora continuiamo con l'autostrada A19, quindi la Catania-Palermo, dove persiste la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita in direzione di Palermo, quindi l'uscita consigliata è lo svincolo di Mulinello. Prima di salutarci diamo un piccolo suggerimento a chi ci ascolta, quindi ricordiamo che utilizzare le luci, quindi accendere i fari sia di giorno, anche di giorno, è obbligatorio per i conducenti dei ciclomotori, dei motocicli, dei tricicli e dei quadricicli, sia in città che fuori città. Mentre per chi guida un autoveicolo l'obbligo permane solo fuori città, in città nel momento in cui la visibilità dovesse essere scarsa. Ricordiamo a tutti che, piccolo consiglio, il migliore sistema di sicurezza è la testa del conducente. Un saluto a tutti gli ascoltatori e buona giornata. Allora al comandante del distaccamento della Postrada di Randazzo, il sostituto commissario coordinatore Gabriele Ferraro. Adesso torniamo ai giornali, ma lo facciamo con i quotidiani diciamo, nazionali, con i fatti non solo della nostra Italia ma anche a livello internazionale. Marco. Esattamente, proprio da lì apriamo, Angelo, con ciò che si legge legato alle 2 guerre, l'escalation della guerra in Medio Oriente con Israele che prepara, pianifica l'invasione del territorio libanese, e poi la Russia con l'allarme nucleare, Putin che minaccia di usare l'atomica in caso di attacchi aerei nei confronti della nazione russa. Si parla ovviamente sui quotidiani nazionali anche delle vicende di Casa Nostra, ad esempio dell'incontro sulla manovra fra le sigle sindacali e il governo e anche ovviamente i rappresentanti dell'industria italiana, e poi i fatti di cronaca come
l'incredibile strage familiare di Nuoro, oltre ovviamente al calcio che, come abbiamo detto prima, tiene banco praticamente in tutti i giorni della settimana. Sul Corriere della Sera ecco il titolo sull'invasione che predispone Israele, pronti all'operazione di terra in Libano, Hezbollah razzo su Tel Aviv, Biden rischio di guerra totale, e poi appunto le parole di Putin che vi abbiamo detto, useremo armi nucleari se aggrediti, e Zelensky che risponde vuole colpire i nostri reattori. L'ONU, la crisi in Ucraina, Meloni che dice non arretreremo, e poi la foto delle 2 persone che sono state uccise, operaio forestale ferisce anche la madre, poi si suicida, l'orrore è successo in Sardegna, a Nuoro uccide moglie e figlia, in fin di vita un bimbo e il vicino. Entriamo sulle pagine interne anche del Corriere della Sera per andare a dare uno sguardo più da vicino alle notizie che vi abbiamo dato in precedenza, ad esempio quella della possibilità del ritorno dell'atomica, almeno quantomeno della minaccia dell'atomica sollevata da Putin. Putin che appunto vediamo in questa foto, e ritorniamo anche alle sue parole, pronti a usare l'atomica, lo zar deciso a cambiare di nuovo la dottrina russa. Il volto anche di Putin in questa foto sembra dire più delle parole addirittura sull'uso, sull'utilizzo dell'atomica. E sul Corriere della Sera c'è anche un approfondimento in tal senso, il ritorno dello spettro nucleare. Ricorderete quanto succedeva durante la guerra fredda, soprattutto negli anni '80, il timore dell'utilizzo del nucleare fra Stati Uniti e all'allora Unione Sovietica. Adesso la situazione qual è? Sono 12.000 le testate in mano a 9 paesi, 3.900 sono schierate, 2.100 pronti all'uso. La tecnologia fornisce armi sofisticate, ma i negoziati per arginarle sono in questo momento bloccati, e c'è chi appunto come Putin le utilizza per minacciare ciò che è sicuramente un proseguimento della guerra, un'escalation che troviamo in Medio Oriente, ma anche nella guerra nell'est europeo fra Russia e Ucraina. A proposito di Medio Oriente, Libano, anche qui si parla di intesa, ma i fatti contraddicono le parole. L'Ovest lavora a un'intesa, ma Israele dice pronti a invadere. Il Pentagono, l'operazione non pare imminente, missile di Hezbollah diretto intanto su Tel Aviv. Infine, ancora sul Corriere, la strage familiare in Sardegna, strage familiare all'alba, uccide la moglie e la figlia, 2 in fin di vita, l'uomo poi si è suicidato, si stavano separando, dicono, gravissimi, il piccolo di 10 anni e il vicino. Andiamo adesso a dare uno sguardo anche a ciò che troviamo sulle prime pagine degli altri quotidiani nazionali, partendo dalla Stampa. Guerra totale, questa è un titolo che ritroveremo nei quotidiani nazionali, perché appunto c'è il rischio di un coinvolgimento proprio totale. Il mondo rischia, Biden in Medio Oriente, conflitto più vicino, Putin al Consiglio nucleare, pronti a usare la bomba, addirittura viene scritta con la B maiuscola proprio per far capire che ci si riferisce alla bomba nucleare, alla bomba atomica. Su Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, pronti a entrare, Israele si prepara all'operazione di terra in Libano, Hezbollah organizza le difese, l'appello dei vescovi italiani, la guerra è solo morte, dalla violenza nessun vantaggio. Eppure tutti questi appelli che arrivano spesso e volentieri anche per primo dal Papa sembrano veramente totalmente inascoltati, guardando e leggendo i quotidiani, vedendo i telegiornali nazionali e leggendo i quotidiani a che cosa si riferiscono. Guardate sull'Osservatore Romano, anche in questo caso il giornale
quotidiano politico religioso in Libano, escalation inaccettabile, questo è il titolo, e poi all'udienza generale Francesco esprime vicinanza al paese dei cedri, a tutti i popoli martoriati dai conflitti, e chiede di pregare per la visita in Lussemburgo e Belgio, ma insomma chiaramente si riferisce soprattutto a quello che sta succedendo nel mondo. Il Messaggero su Israele che prepara l'invasione, con Meloni che dice tuteliamo i civili, e poi il cuneo e l'IRPEF, il taglio per 5 anni, vi dicevamo dell'incontro fra il governo e le parti sociali, contributi dalle imprese che hanno fatto più profitti negli ultimi tempi. Banche sì a misure temporanee per la liquidità dello Stato, un recupero per la pubblica amministrazione dell'inflazione al 2%. Anche in questo caso chiaramente la foto di una famiglia che sembrava felice, di una ragazza che aveva fatto del padre il proprio idolo, il papà modello, sermina la famiglia, e questo è il titolo scelto dal Messaggero per ciò che è successo in Sardegna. Altri titoli che vi facciamo vedere sul Sole 24 Ore, una notizia per l'Italia ma anche per le tasche degli italiani, è una notizia che non stupisce più di tanto: debito su per 3 anni fino al 138, pensate, 3%, corsa all'indebitamento intanto di Cina e Stati Uniti, stock globale a 312 mila miliardi, e anche le guerre sotto questo aspetto certamente non aiutano. Poi sulla politica, l'Unità, le bugie di Meloni, il paese va a rotoli e lei esulta, sbugiardata, dicono sull'Unità, da Floris in TV, e poi il sit-in anche contro il disegno di legge sulla sicurezza. Questo è il titolo della Unità, mentre invece sul Libero, per farvi vedere appunto come interpretano le notizie, le varie testate, si inventano pure la love story Musk-Meloni, il miliardario costretto a smentire le voci su una relazione con il premier, rilanciate da sinistra sui social. Anche in Italia una guerra in tal senso senza quartiere. Sul Manifesto invece ancora il titolo sotto la testata dedicato alla guerra in Medio Oriente, con il Libano, Israele sull'orlo dell'invasione, nuovi pesanti raid sul paese dei cedri, 51 morti, e l'esercito sposta 2 brigate al nord. E poi questo titolo invece sul DDL sicurezza, la security, questo scrive il Manifesto: punire e reprimere a scuola e nelle strade chi non è conforme è un nemico. C'è un filo nero che unisce il disegno di legge sicurezza del ministro Piantedosi e il voto in condotta del ministro Valditara. Il primo provvedimento è a metà strada, il secondo da ieri è legge, ma la protesta intanto si organizza. Noi invece ci fermiamo e io restituisco la linea ad Angelo Gagliano. Grazie Marco. Adesso invece noi diamo uno sguardo a quelle che sono le condizioni meteo, che tempo ci aspetta nella giornata di oggi, e poi il primo dei nostri ospiti. Tutto questo fra pochissimo. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trabi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia andrà gradualmente peggiorando al nord-ovest per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge frequenti, ma di fatto il clima sarà asciutto sul resto del paese, soprattutto al sud e sulla Sicilia, dove infatti la giornata sarà all'insegna del sole praticamente ovunque, con temperature anzi che aumenteranno per il rinforzo delle correnti meridionali, i venti di scirocco che si faranno sentire un po' su tutta la regione, con punte anche vicine ai 30 gradi sul trapanese ma anche verso il siracusano. La tendenza poi per la giornata successiva, quindi in vista di venerdì, vede ancora un contesto per lo più stabile e soleggiato su tutta la Sicilia, con un clima dai connotati praticamente estivi, anzi i valori termici tenderanno a salire ulteriormente proprio per effetto di questa spinta data dalle correnti di scirocco che porteranno le temperature massime a superare di frequente i 30 gradi. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trabi Meteo. Potrei dirvi che
che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Allora, buongiorno Sicilia, il primo ospite della giornata c'è con noi in studio Antonello Arculeo, che buongiorno, del Centro Famiglia, del responsabile del progetto Respiro. Guardavo i dati io stamattina per preparare la trasmissione. Lo scorso anno, nel 2023, in Sicilia ci sono stati ufficialmente 6 casi, dovrebbe essere questo il numero. Nel 2024 la situazione è un po' migliorata rispetto a... Noi parliamo della Sicilia, attenzione, perché poi i dati nazionali ci segnalano che c'è invece un incremento. Possiamo fare una diversificazione? Ma diciamo che in generale quello che è successo l'anno scorso nel nostro paese dopo il check-in ha avuto degli effetti e quindi purtroppo i dati sui femminicidi sono abbastanza stabili in Italia, nel mondo. Diciamo che sono in lievissimo calo sicuramente. Noi in quest'anno non abbiamo avuto femminicidi in Sicilia, tranne la situazione di Altavilla che insomma è stato nello scorso dicembre, che aveva delle connotazioni comunque ovviamente legate al tema, ma magari un po' diverse. Ma il problema ovviamente rimane ed è significativo. Ripeto, è evidente che noi insomma operatori vediamo che c'è un'attenzione, ci sono molte più denunce, c'è un'attenzione sempre più alta sul tema. Purtroppo ancora questo succede e se noi vediamo insomma la cronaca di questi giorni che in tante altre parti d'Italia questo continua, non significa che dobbiamo abbassare la guardia. Assolutamente, anzi non ce n'è nessun motivo, perché ripeto le situazioni di violenza anzi sono le denunce sono sempre di più e situazioni pericolose e gravi ce ne sono tantissime. Allora io vedo, lei faceva accenno al fatto che ci sono più denunce, incrementate del 125% circa le denunce. Questo cosa significa? Che c'è una presa di coscienza da parte delle vittime che subiscono queste molestie, questi abusi casalinghi, per lo più sono tra le mura amiche e non solo, attenzione, che poi sfociano chiaramente nell'atto conclusivo, come abbiamo visto a Nuoro, come abbiamo visto di recente anche a Torino, per citare soltanto gli ultimi casi di cronaca. Ma ci sono più cose, c'è il fatto che dicevo prima, c'è un'attenzione anche della società italiana maggiore su questa questione. Questo porta sicuramente ad avere maggiori denunce, significa avere maggiori attenzioni da parte dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine, di noi tutti, perché magari è più facile che una persona, quando vede attorno a sé tutta una serie di cose che fanno pensare a una preoccupazione, magari segnala. Noi sappiamo che questo tipo di reati possono essere insomma anche segnalati non direttamente dalla persona, per fortuna, e questa è una cosa importante. La vostra attività? Noi ci occupiamo del tema su più versanti, su più fronti. Il progetto Respiro è un progetto che da 3 anni e mezzo, ora diciamo sono quasi 3 anni e mezzo, va verso diciamo il 4º anno, si occupa delle situazioni di femminicidio. In particolare è un progetto tarato sugli orfani speciali e quindi sull'intervento dei nuclei che hanno purtroppo impattato questa situazione, sia quelli diciamo che lo hanno impattato nel passato, perché noi seguiamo orfani diciamo che sotto i 21 anni o comunque che avessero 21 anni al momento in cui è partito il progetto, e purtroppo siamo intervenuti in tutte le situazioni di femminicidio dove è stato possibile, in quasi tutti, come equipe d'emergenza, proprio per fronteggiare diciamo quello che è l'impatto del trauma, l'impatto sul nucleo, l'impatto sugli orfani.
E quali sono le difficoltà maggiori per chi subisce questi traumi? È difficile superarli, immaginiamo, hanno bisogno di continua assistenza, di essere accompagnati in un percorso? Innanzitutto hanno bisogno, e questo non è semplice anche per chi li ha vissuti, di avere un intervento immediato, perché chi si occupa di trauma, come noi facciamo da diverso tempo, sa che bisogna intervenire prima possibile. E l'altro aspetto ovviamente legato alla situazione è legato al fatto che il trauma sicuramente è il più grave in assoluto, perché si perde la madre in un modo anche abbastanza si perde quasi sempre anche il padre, certe volte sono i compagni, non sono i padri, ma molto spesso si perde il padre che va in galera, si suicida e situazioni del genere, e perché questo trauma è a livello psicologico questa è la valenza maggiore, perché questo trauma è perpetrato da una persona che dovrebbe darti cura anziché che darti questo tipo di situazione, quindi è un trauma di triplo livello e questo lo rende sicuramente una delle situazioni più pesanti e gravi che ci sono. Nel concreto voi come cercate di recuperare queste persone, non dico alla normalità perché è complicato e difficile, serve tempo e magari in molti casi con ogni probabilità non si riesce a ritornare come si era prima, cioè nella condizione pre. Può succedere anche che, noi grazie a Dio abbiamo anche, noi li chiamiamo caregiver, cioè persone che purtroppo hanno subito queste cose o orfani che testimoniano, che lottano per evidenziare le difficoltà. Quello che ci dicono la maggior parte che il nostro progetto ha sposato è ci siamo sentiti soli, perché molto spesso quando succede questo interviene l'autorità giudiziaria, intervengono gli assistenti sociali, poi dopo un po' si rimane soli con questa situazione. Quindi noi vogliamo in qualche modo, con un lavoro sicuramente di ambito clinico, psicologico, di supporto, anche con dei piccoli mezzi economici, oltre che supporti legali, accompagnare queste persone. Noi abbiamo delle storie, perché noi insieme a Tamaia, che con noi segue questi casi nella regione Sicilia, abbiamo trovato anche delle situazioni veramente di abbandono istituzionale. L'altra cosa che dico importante, legata a quello che dicevamo prima, è che molto spesso tutte queste situazioni di femminicidio erano femminicidi annunciati. Allora credo che quello che tocca a noi, e parlo con tutti i servizi, è fare in modo che poi situazioni come quella che è successa ieri a Torino non siano soltanto addebitati a un mancato funzionamento di un meccanismo elettronico che può anche starci, ma è legato al fatto che prima di allora in quasi tutti i casi ci sono interventi dei servizi sociali, delle scuole, dei pediatri, delle persone che stanno attorno alla famiglia, che vedono che succedono delle cose. Sono dei campanelli d'allarme, sono dei segnali delle forti. Sirene forti, così, più che campanelli d'allarme. Voi riuscite a raccogliere in alcune circostanze queste segnalazioni che possono anticipare in qualche modo l'evento drammatico? Il progetto Respiro è un progetto legato all'intervento purtroppo quando è successo. Su altri fronti, i centri antiviolenza innanzitutto, ma tutti i servizi, io fra l'altro faccio parte anche di un altro servizio che si occupa di violenza, cercando di fare un lavoro su chi ha agito comportamenti violenti che per fortuna non sono arrivati a quel punto. C'è un lavoro sulla prevenzione importante che va fatto ed è quello che probabilmente con le scuole, ripeto, con l'attenzione a questi segnali, con i servizi. Fra l'altro volevo dire che noi con Tamaia seguiamo tutte le situazioni della regione Sicilia e quest'anno avremo a novembre tutto il gruppo di lavoro italiano che verrà qui a Catania per una riunione, noi la chiamiamo cabina di regia, che faremo a novembre proprio su tutte queste situazioni di femminicidio. Io le volevo chiedere se c'è allo stato attuale un caso che, per quelli che sono i vostri contatti, la vostra esperienza, voi avete dei canali, c'è un caso, ci sono due casi, sono delle situazioni da attenzionare per quello che non è direttamente magari il vostro diretto lavoro quotidiano, ma avete segnalazioni, ricevete di questi tipi di input per cui c'è da attenzionare una situazione o più situazioni che potrebbero poi sfociare in
fatti tragici? Assolutamente sì, e diversi. In questo momento me ne viene in mente uno in particolare, ma sinceramente purtroppo più d'uno, e ripeto, in quelle situazioni, ecco, proprio in quelle situazioni ti rendi conto di quelli che sono le difficoltà, no? Parliamo del fatto che certe volte queste donne, nell'idea di voler recuperare, nell'idea di sperare di cambiamenti, di modifiche rispetto a quelli che sono i comportamenti violenti agiti, magari loro per prime non si aiutano, no? Non so, in questo momento viene in mente, insomma, leggevo sullo stupore sul fatto che il braccialetto elettronico non aveva funzionato. Noi conosciamo donne che certe volte questi dispositivi elettronici non li accendono, o che perché magari l'idea è magari ritorna, magari cambia, magari stavolta è diverso. Ovviamente quello che diciamo, quello che dicono i centri antiviolenza è ai primi segnali immediatamente alziamo l'attenzione. Ma come tutelate questi diciamo allarmi che ricevete? Attivate delle contromisure? Io credo che nelle cose ovviamente è importante il ruolo, quindi non si può far tutto, non si può essere insomma i salvatori di niente. Noi ovviamente ognuno fa il suo ruolo. In molte di queste situazioni, dicevo, ci sono delle istituzioni, io penso sicuramente insomma la scuola, i servizi che spesso sono in contatto con queste realtà, i medici, perché i medici sono persone che secondo me hanno anche molti strumenti. Tutti dobbiamo cercare di metterci insieme, perché non ci può essere un salvatore della patria, chiunque esso sia, no? Ma è il lavoro sinergico che permette di fare in modo che alcune cose vengano fuori. Ripeto, nella stragrande maggior parte delle situazioni, noi le situazioni siciliane purtroppo le conosciamo tutte, sono in questo momento noi ne seguiamo 57, perché sono quelle che hanno diciamo i criteri che dicevo prima rispetto agli orfani di quell'età, e noi seguiamo in Sicilia 105 orfani. Non tutti, perché alcuni purtroppo hanno avuto, con l'effetto del trauma che dicevamo prima, li ha portati anche a chiudersi, a non volere rapporti con nessuno. Quindi noi non seguiamo tutti, seguiamo quelli che vogliono essere seguiti, che grazie a Dio sono in assoluto la maggior parte. E la cartina della Sicilia è abbastanza piena, purtroppo devo dire da catanese che la nostra provincia è quella che comanda, con alcuni centri con eventi significativi. Insomma, c'è tanto lavoro, immagino, Tantissimo. da fare quotidianamente, e per questo auguriamo a voi, a tutte diciamo, le associazioni che si occupano, i volontari, non solo le istituzioni che seguono questi drammatici fatti di vita quotidiana, ahimè, di poter insomma avere supporto e sostegno da parte delle istituzioni certamente, ma trovare anche collaborazione, perché è importante, collaborazione anche dalle persone che stanno vicine a queste, alle vittime che magari hanno difficoltà a denunciare, a fare un primo passo. Assolutamente. Questo è il lavoro sinergico, è molto importante. Allora, grazie ad Antonello Arculeo. Grazie a voi per la vostra attenzione sul tema. È un tema sul quale magari torneremo, c'è tanto da dire, esaurire in così poco tempo è difficile e complicato. Magari a novembre, quando farete questa cabina di regia a Catania, ci ritroveremo. E noi ci fermiamo ancora, torniamo fra non molto, voltiamo assolutamente pagina, stavolta parleremo della patente nautica, un altro aspetto di chi magari vive la guida non sulla strada, ma che ha il piacere di guidare dei mezzi in mare. Tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato parliamo di patente nautica, c'è un nuovo regolamento che sarà attivo in vigore dal prossimo 21 di ottobre, si riferisce anche all'estensione della patente nautica ai sedicenni. Allora mi collego e do il buongiorno a Rosa Maria Battaglia, che è il segretario regionale delle scuole nautiche Confarca. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. La passione del mare sappiamo che è tanta, in mare si nuota ma non solo, c'è chi ama la barca a vela, c'è chi ama andare con i mezzi a motore, c'è chi ama magari utilizzare degli strumenti più agevoli, diciamo così fra virgolette. Allora, che cosa prevede? Partiamo intanto da questo nuovo regolamento e perché si punta ad allargare e a concedere questo patentino, che è un po' quello che si utilizza per i motorini, mi scusi il parallelismo, insomma, le 2 ruote, diciamo, per i giovanissimi. Ci spieghi qualcosa? Allora, sì, si concretizza finalmente questa idea della patente nautica D, se ne è tanto parlato, finalmente sembra che si sia arrivato a un dunque per quanto riguarda la disciplina. È una patente speciale, definita così perché prevede delle limitazioni. In questo caso abbiamo la patente D1, che è possibile che il candidato abbia compiuto 16 anni di età, è limitata durante le ore diurne con natanti e imbarcazioni fino a 12 metri, possono condurre queste unità entro le 6 miglia, ma la limitazione sul motore che prevede una potenza non superiore ai 115 cavalli. Quindi diciamo i 16 anni fino al loro 18° anno di età però possono condurre solo i natanti, quindi fino ai 10 metri, quindi hanno questa limitazione in più. No, poi dai 18 anni cosa succede? Lo stesso patentino lo stesso patentino dà la possibilità di fare altro oppure si deve sostenere un altro esame? No, si potrà sostenere un esame integrativo per arrivare alla patente di categoria A, quindi parliamo entro 12 a motore, a vela, senza limiti, facendo appunto un esame integrativo, quindi gli argomenti già studiati e sottoposti ad esame vengono validati. Allora cerchiamo di capire come si consegue questo patentino. Lei parla di esami, ma ci sono, bisogna fare una domanda, bisogna fare un corso, bisogna studiare, insomma. Sì, assolutamente. Allora, la patente D prevede un corso di ore teoriche accompagnato da delle esercitazioni pratiche e un esame di idoneità finale che si pensa sia una scheda quiz. Considerate che attendiamo il regolamento attuativo che ci darà indicazioni circa il programma, la modalità di svolgimento d'esame piuttosto che il format ministeriale della patente. Dico, quindi attendiamo ancora quello che è il programma effettivo per dar possibilità a noi scuole nautiche di attuare, appunto, di mettere in atto questi corsi e procedere appunto con il rilascio delle patenti, perché la grande novità è appunto che sia le ore teoriche che le esercitazioni pratiche che il superamento dell'esame finale è gestito interamente dalle scuole nautiche. Quindi penso che comunque il decreto dia molta fiducia agli operatori del settore, richiedendo sicuramente più qualità, perché comunque nelle nostre mani abbiamo la formazione di questi ragazzi. Pensare che a 16 anni possano condurre questi natanti sicuramente con una potenza, con dei motori sicuramente più potenti rispetto al classico 40 cavalli. Quindi è bene che per mare ci si diverti, ci si svaghi, ma sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Io le faccio una domanda per quella che è la sua esperienza, ma sedicenni interessati a questo tipo di patentino, per quella che è la sua esperienza, ce ne sono tanti, non solo nella nostra regione ma in Italia, c'è voglia da parte di questi ragazzi di intraprendere, perché poi insomma è una passione quella del mare, non è soltanto poter guidare uno scooter d'acqua piuttosto che un'altra imbarcazione, ma ci deve essere la passione per il mare.
Sì, assolutamente. Sicuramente la patente D è importante, riguarda anche le moto d'acqua, quindi penso che non ci sia una maggiore affluenza, o meglio, sì, i sedicenni che magari hanno in famiglia il gommone dei genitori, che magari ha un motore, sempre parliamo di motori entro i 115 cavalli, attenzione. Dico, sì, ci potranno essere molti sedicenni che intraprendono questo percorso, o magari quella porzione di futuri diportisti che in realtà non hanno l'esigenza della patente entro 12 a motore, ma che si limitano, che so, ad uscire la domenica, a fare il giro nel mare della zona, del luogo, che magari si ritrovano con imbarcazioni con motori non molto grandi e quindi si possono limitare anche a conseguire quel tipo di patentino, chiamiamolo così. Sicuramente più che altro penso che ci sia uno spostamento dell'utenza che ad oggi consegue la patente entro 12, penso che si limiterà alla patente D1, almeno nella prima fase, perché poi, ripeto, possono fare un esame integrativo e riuscire ad ottenere poi quello che la patente A entro 12 miglia dalla costa a motore, e poi con l'estensione a vela e senza limiti. Sì, prima di chiudere, prima di salutarci, qualche altra indicazione su questo regolamento attuativo del codice della nautica da diporto. Ci sono delle novità che vengono introdotte con delle limitazioni anche. Riguarda anche i rumori che vengono, diciamo, diffusi, insomma ci sono diverse nuove norme, insomma delle regole da seguire. Sì, ci sono tante novità. In questo momento consideri che è uscito adesso il decreto il 17 settembre, quindi è in fase di studio. Tutti gli articoli modificati saranno comunque soggetti a definizione da parte del legislatore. E considerate che ci sono tantissime novità, sia per quanto riguarda il rilascio delle patenti, per quanto riguarda lo STED. Noi siamo anche un'agenzia nautica e ci occupiamo di tutto quello che è la burocrazia delle imbarcazioni da diporto, quindi ci sono tantissime novità, tantissime procedure nuove. È in fase di studio, faremo delle riunioni interne anche con l'associazione categoria, immagino che ci sarà anche un confronto per riuscire a venire un dunque, perché la cosa bella negli ultimi anni, questi nuovi decreti hanno reso omogeneo la normativa su tutto il territorio nazionale, mentre prima le scuole nautiche dipendevano dalla provincia. Oggi ci ritroviamo ad un regolamento nazionale, quindi questo maggior confronto tra le varie scuole nautiche è davvero importante, perché si cerca di lavorare tutti, remare tutti verso la stessa direzione, per offrire sempre servizi qualitativamente più vantaggiosi che vengono richiesti. Ecco. Grazie allora a Rosa Maria Battaglia, che ricordiamo è il segretario regionale delle scuole nautiche Confarca. Buon lavoro, c'è da studiare a questo punto per chi vuole prendere la patente, ma immagino anche per tutti voi, perché questo regolamento pare essere abbastanza complesso e quindi va adattato a quelle che sono le nuove esigenze per i neopatentati e non solo. Grazie e una buona giornata. Grazie mille, arrivederci. Una buona giornata. Fra poco il G7, andremo a Siracusa con il nostro Francesco Aloi. Restate insieme a noi. Sicilia, come anticipato parliamo di G7, di fatto oggi cominciano i lavori ministeriali per il G7 Agricoltura a Siracusa. Per noi stamattina, per Buongiorno Sicilia, c'è Francesco Aloi, con lui c'è un ospite, c'è Anna Maria Barrile che è il direttore generale di Confagricoltura. Buongiorno Francesco e buongiorno al tuo ospite. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia, noi siamo a Ortigia in Largo Aretusa
oggi nel villaggio di Confagricoltura. Oggi parte anche il G7, con noi c'è il direttore generale di Confagricoltura, Anna Maria Barilli. L'hai già presentata tu, buongiorno, benvenuta a Buongiorno Sicilia. Buongiorno a voi, buongiorno Sicilia. Allora, oggi parte appunto il G7, oggi entriamo nel vivo dei lavori, gli incontri ministeriali, tra poco ci sarà un primo vertice mondiale di tutte o quasi le organizzazioni della categoria mondiali, appunto, lo ribadiamo, poi ci sarà nel pomeriggio il Forum Africa, perché questo è anche un G7 aperto a tutto il mondo, quindi anche ai paesi africani. Il ministro Lollobrigida ha detto che sarà molto importante la cooperazione internazionale. Dottoressa, cooperazione e collaborazione per l'agricoltura, quindi per migliorare tutto ciò nel mondo. È una mission, è un obiettivo importante questo. Assolutamente, la valenza geopolitica del cibo è stata dimostrata ampiamente dai fatti, dal Covid prima e dalle terribili guerre in corso oggi, e dunque è molto significativo che i grandi della terra, gli stakeholder del G7 agricolo, siano qui affacciati su una terrazza speciale sull'Africa e sul continente europeo, che a raccontare la centralità della produzione agricola italiana ed europea nel contesto degli equilibri mondiali. Qualcuno dice, alcuni agricoltori, non tutti, questo G7 sembra quasi un festival di Sanremo, l'Expo, stand, ma poi di concreto non si farà nulla. Il ministro Lollobrigida ha forse prontamente smentito tutto questo, perché proprio lunedì è stato a Bruxelles, è tornato con più di 37 milioni nel piatto da dare al sud Italia, soprattutto alla Sicilia, zone colpite dalla siccità, e proprio la siccità ancora non è finita, un po' è piovuto, sì, qualche acquazzone, ma per decretarne la fine serve ben altro. Serve ben altro, anche se sono stati segnali che abbiamo preso di buon auspicio. L'altro giorno abbiamo discusso con il ministro Musumeci, con l'assessore Barbagallo, con gli stakeholder siciliani, il direttore Cartabellotta, proprio del tema siccità, che si innesta in un più ampio quadro di conseguenze violente di un cambiamento climatico abbondantemente preannunciato e che va gestito recuperando anche il gap infrastrutturale che caratterizza purtroppo questo paese. Alcuni agricoltori sono in protesta nell'entroterra, ma ci sarà qualcosa anche qui, forse sabato mattina è arrivata questa notizia. Secondo lei è ancora opportuno fare proteste, dato che stiamo notando l'interesse del governo centrale e non solo verso questa emergenza? Guardi, la protesta è comprensibile alla luce di criticità che si stanno andando sommando negli anni e che stanno davvero mettendo in ginocchio parecchie colture e con quelle anche parecchie attività imprenditoriali. Vale in Sicilia per la siccità, vale in Emilia Romagna per l'ennesima alluvione, vale in generale per una marginalità in agricoltura che è sempre più a rischio, con un rischio conseguente che gli agricoltori abbandonino a vantaggio di soluzioni più facili come il diritto di superficie per impianti fotovoltaici. Francesco. Il ministro Musumeci, Angelo, Sì, prego. volevo dire a proposito, il ministro Lollobrigida ha anticipato che ci sarà la possibilità di un anno da dedicare all'agricoltura, ai campi per i giovani. È una proposta accolta da Confagricoltura in maniera positiva, cioè aprire i campi, aprire la terra ai giovani che sono distanti anni luce in questo momento magari da questo mondo, per fare conoscere questa realtà, che è una realtà importante, produttiva, che può dare tante soddisfazioni anche. Guardi, io sono sempre assolutamente favorevole a tutte le iniziative che raccontano l'agricoltura davvero, e quindi aprire ai giovani è uno strumento indispensabile per diffondere una cultura dell'agricoltura e dell'agroalimentare in generale, che poi è il settore che traina l'esportazione e l'internazionalizzazione delle nostre imprese.
Francesco, dicevi del ministro, dicevo il ministro Musumeci, che proprio qualche giorno fa ieri ha detto che anche per i prossimi 10-15 anni avremo queste difficoltà nel trovare acqua. Quindi questa è una dichiarazione che immagino vi preoccupi non poco. Guardi, sono purtroppo dei dati, delle prospettive a cui forse non abbiamo dato troppo peso negli anni scorsi, ma dove avremmo dovuto essere abbondantemente preparati, perché purtroppo gli scienziati ce lo dicevano da tempo. Oggi c'è una risposta da dare sul tema dell'acqua, troppa o troppa poca, che naturalmente deve vedere immediati interventi a ristoro da una parte, a ripristino, ma deve vedere soprattutto una programmazione nazionale, se non europea, di piani di gestione dell'acqua che compensino quello che Madre Natura in questo momento ci sta dando. Quindi in breve, da questo G7, i grandi della terra si riuniranno attorno a un tavolo. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che, consapevoli della centralità geopolitica della produzione agricola, si faccia una strategia comune per garantire degli interventi anche a livello di cooperazione internazionale, di bilateralità, che incoraggino una crescita delle produzioni sostenibile e in linea con i bisogni da qui al 2050, che ci impongono un aumento della produttività agricola del 28%. Francesco, Angelo, a te. Sì, vedo alle tue spalle c'è uno spaccato, diciamo, di quello che offre poi lo stand, ma più che stand, diciamo, la sezione dedicata a Confagricoltura all'Expo. Immagino che, prima diceva bene e lo anticipava il direttore generale di Confagricoltura, le nuove tecnologie in qualche modo possono venire incontro anche alla stessa crisi idrica, perché si possono magari pensare a delle soluzioni che in qualche modo ci preservino per i tempi diciamo difficili. In questo la tecnologia ci può aiutare. Certo, serviranno degli anni, servirà del tempo e bisogna accelerare, bisogna fare presto. Guardi, è un'accelerata importante alla introduzione della tecnologia in agricoltura si è avuta proprio grazie anche all'attività sindacale di Confagricoltura, con l'apertura dell'ex Industria 4.0, poi Transizione 4.0 alle imprese agricole. Questo ha determinato un'impennata degli investimenti in innovazione tecnologica che naturalmente accompagnano l'agricoltore in scelte più razionali, perché fondate su dati elaborati sull'irrigazione dei propri terreni, abbinando a questo degli investimenti in tecnologia, per esempio quella distribuzione a goccia dell'acqua. Si riesce a ottimizzare un impiego delle acque che naturalmente poi, unitamente a una gestione più avveduta di tutti i processi colturali, porta un impatto ambientale, un impatto sulle risorse naturali e non utilizzate nella produzione agricola significativa. Angelo, Francesco, quindi facciamo sì. magari... No, volevo dire... Ricapitoliamo un po' quello... Sì, perché oggi sarà una giornata piuttosto complicata, seguiremo chiaramente l'apertura del G7, ci sarai tu chiaramente, mi riferisco ai nostri telegiornali, lavoreranno insieme a te a Siracusa il collega Luca Ciliberti e la collega Roberta Lunghi, quindi un dispiegamento di forze importanti, perché oggi comincia di fatto questa 3 giorni piuttosto intensa. Se hai delle segnalazioni da farci, magari così le raccogliamo. Stiamo raccontando questo evento passo passo, sempre in diretta nei telegiornali, nelle produzioni. Allora, quindi dicevo, oggi è una giornata molto impegnativa. Intanto abbiamo visto anche arrivando qui a Ortigia che il dispositivo di sicurezza è decisamente stato intensificato, ci sono controlli ovunque, non solo via terra ma anche via mare. Tra poco si alzerà in volo un elicottero, ma andando alle riunioni ci sarà appunto tra poco alle 9:30 l'incontro tra le organizzazioni di categoria
categoria vertice mondiale, aperto anche ai paesi dell'Africa. Poi ci sarà alle 15:30 il Forum Africa al Teatro Comunale. In serata, una nota a margine, ci sarà in Piazza Duomo il concerto della fanfara della Polizia di Stato, quindi ritorna l'Expo che finirà domenica 29. Domani i lavori si sposteranno al Castello Magnace, è qui che sarà zona rossa, quindi il massimo dei controlli, zona off limits, e poi si andrà avanti fino a sabato. Insomma, qui a Siracusa è illuminata da questo meraviglioso sole, ma anche dal G7 che ha acceso un grande faro sul mondo della nostra città e della Sicilia e l'Italia tutta, come ha detto anche il ministro Lollobrigida. Grazie a Francesco Aloi, grazie anche alla tua ospite, il direttore generale di Confagricoltura, Anna Maria Barrile. Buon lavoro a te Francesco, buon lavoro anche alla Barrile, al direttore generale di Confagricoltura, perché c'è tanto lavoro da fare. Adesso noi ci godiamo qualche pillola di almanacco e poi andremo a guardare le stelle. Il 26 settembre viene celebrata la Giornata Europea delle Lingue. Celebrata per la prima volta nel corso dell'anno europeo delle lingue nel 2001, ha come scopo generale quello di richiamare l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. Ma sapete di cosa è fatto il vetro? Resistente alla corrosione e di solito trasparente, il vetro che tutti conosciamo è fatto per lo più di sabbia, ossia di biossido di silicio. Tuttavia il termine vetro viene usato anche per un gruppo più ampio di metalli, che sono tipi di ceramica. Possono avere una struttura cristallina in cui gli atomi sono disposti in sequenze periodiche e ordinate, oppure una struttura amorfa con ordine scarso o nullo. In genere si produce facendo fondere una sostanza e poi raffreddandola rapidamente. Ma sapete che il vetro fu fabbricato per la prima volta in Egitto 5.000 anni fa? Eccoci di nuovo insieme, siamo di nuovo in studio, tazzina pronta da vedere. Prontissima. Grazie, buongiorno al nostro Marco Amato. Una tazzina particolare quella che vedo oggi, eccola qui, sì, c'è un ponte, vedo un ponte anche, cos'è? È un ponte, è un ponte, sì. È un ponte che unisce due pagode, è una lavorazione a mano, è cinese, l'ho amata molto proprio perché mi ricordava quest'idea di pace, di connessione tra due dimensioni. E a me c'è sempre quel tocco spirituale che gli orientali danno ad ogni cosa che fanno. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco. Allora, stamattina ci parli di un personaggio particolare, fra le altre cose il nostro conterraneo, Esattamente, la nostra bellissima Miriam Leone, che ha segnato un altro bel colpo nella sua carriera, visto che la cara Miriam, nostra conterranea del segno dell'Ariete, quindi inizio, forza, passione, primavera, si calerà nei panni di un personaggio molto complesso e culturalmente che ha segnato la cultura, il giornalismo e la comunicazione del Novecento, niente meno che Oriana Fallaci. Interpreterà infatti in una miniserie di 8 episodi tutto il percorso della fiorentina Oriana Fallaci, che va a stabilirsi a New York per raccontare il mondo patinato di Hollywood. Mandava già alla fine degli anni 50 i suoi resoconti, i suoi servizi proprio come sistema informativo della cultura americana a noi italiani. Ebbene, il personaggio che Miriam andrà a interpretare è una cancro. La Fallaci era
assolutamente un personaggio complesso che ha collezionato una grande quantità di esperienze culturali proprio nella sua vita, i cui libri e i suoi scritti sono stati veramente molto apprezzati. Miriam, da brava ariete, sta vivendo un momento di risveglio, e puntare in alto e all'obiettivo è uno dei tratti caratteristici del segno. Proprio in questo momento storico zodiacale Mercurio si oppone proprio all'ariete, perché passa da Vergine a Bilancia, quindi viva i segni d'aria e viva la comunicazione. Auguriamo a Miriam un grande in bocca al lupo, si parlerà moltissimo di lei, soprattutto per questo personaggio in una veste un po' seriosa. Le stelle di oggi, appunto, col dio dei piedalati che si sposta nella dimensione dell'aria, diventa più dinamico, più capace. Gemelli, Bilancia e Acquaria si avvalgono di questa valenza proprio per comunicare meglio, per pensare meglio, ma anche Leone e Sagittario sono avvantaggiati di questo. Semplicemente l'Ariete dovrà fare i conti anche con i giudizi altrui, proprio perché Mercurio è in opposizione. Ma cosa fanno gli Acqua e i Terra? Ebbene, i Terra sono un po' più rallentati, proprio perché Mercurio non è più dalla loro parte, abbandonando principalmente la Vergine, che sarà un pochino più statica, meno dinamica, avrà delle sequenze un po' più lente, mentre invece il Capricorno, per cui entra in quadratura, ci penserà 2 volte prima di esprimere il suo parere. Invece i Toro sono abbastanza distanti in gradi perché questo aspetto non faccia fondamentalmente troppa operazione. Gli Acqua, sempre sensibili nel loro modo di essere, lo Scorpione in particolare capterà questo Mercurio nell'area della sua 12ª, quindi sarà iperricettivo, ipersensibile, e le sue intuizioni saranno quasi premonizioni, mentre invece i Pesci sono molto distanti in gradi, per cui questo Mercurio potrebbe creare una zona di ascolto per i Pesci. Il Cancro invece lo ritrova in quadratura, quindi adesso per il Cancro non è il caso di esprimere i sentimenti a briglia sciolta, spesso si confidano molto con gli altri su ciò che sentono. Questo è un momento in cui Mercurio non è dalla vostra parte, quindi cari Cancro, state un po' in campana. E detto questo, vi auguro una buonissima giornata e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buona giornata a te, ci rivediamo domani. Io vado da un altro Marco, da Marco Amato a Marco Carli per gli ultimi aggiornamenti dai quotidiani. Andiamo, perché non l'abbiamo fatto in precedenza, Angelo, sulla prima pagina di un quotidiano sportivo, questa volta la Gazzetta dello Sport, perché ci sono tante notizie, l'abbiamo detto, no, durante la trasmissione, di questo calcio che tiene banco in tutti i giorni dell'anno, Coppa Italia, Europa League. Il titolo della Gazzetta dello Sport però è legato a uno stadio simbolo del calcio italiano, cioè San Siro, lo stadio di Milano. Nuovo stadio difficile, avanti col Meazza, ha vinto San Siro, questo è il titolo. Milan e Inter non vogliono ristrutturare il vecchio impianto e i tempi per costruirne uno accanto appunto all'attuale San Siro si allungano ancora, dunque le due squadre sono destinate a giocare ancora nell'impianto che tutti conosciamo. Situazioni delle altre squadre: la Juventus, Vlahovic che non segna, arriva l'aiuto di Ildiz e Koop Meiners, e poi, come vi dicevamo, c'è il calcio giocato, perché si è giocato in Europa League con la Lazio che ha vinto 3-0 con la Dinamo Kiev con una doppietta di Dia, e poi la Roma invece oggi aspetta l'Athletic Bilbao con una staffetta fra Dybala e Sule. A te Angelo. Grazie Marco, grazie. Allora adesso ricordiamo Olivia Newton-John, nata il 26 settembre del 1954, nata in realtà in Inghilterra, poi naturalizzata australiana. Il suo ricordo è legato in maniera indelebile ovviamente al musical di qualche anno fa, Grease. La sentiamo in un successo degli anni '80 che è Physical. Grazie per quanto ci ha regalato e nella musica e al cinema a questa grande attrice che ci ha lasciato nel 2022.